Siate oasi di pace grazie alle beatitudini. Chi le vive rende pulito il mondo. È come un albero che ogni giorno assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. È l'immagine usata dal Papa per tracciare lo stile della testimonianza a cui sono chiamati i cattolici negli Emirati Arabi. Le beatitudini sono a loro una mappa di vita. Non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere le afflizioni uniti a Dio. E la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli e di segni straordinari. È la più grande messa cristiana pubblica nella penisola arabica. Allo stadio Zayed ci sono i migranti cattolici, minoranza che costituisce il 10% della popolazione, venuti negli Emirati Arabi per lavoro, di nazioni, riti e lingue diverse, ma uniti dalla fede. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità e di prendervi cura gli uni degli altri, con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. L'omelia di Francesco ricalca la pagina delle beatitudini, che sono un capovolgimento del pensare comune. I beati non sono i ricchi, i potenti, chi ha successo, bensì, dice il Papa, i poveri, i miti, chi resta giusto, i perseguitati. Ecco la prima realtà della vita cristiana. Essa non si presenta come un elenco di prescrizioni esteriori ad adempiere o come un complesso insieme di dottrine da conoscere. Anzitutto non è questo, è sapersi in Gesù figli amati del Padre.